amigos, buonasera ragazze, salve Wagyu. Ben ritrovati con un nuovo video dopo un bel po' di tempo, ragazzi, il campionato è finito e siamo qui con un nuovo video per parlare di cosa? Dell'Italia che ha vinto per 3-0 contro la Grecia in Grecia. Vittoria meritata, direi, anche se comunque nel secondo tempo ci sono un po' usciti fuori qualche difettuccio così, però comunque l'Italia che ha giocato bene, ha mantenuto il possesso palla, il pallino del gioco, la Grecia che si è resa pericolosa penso una o due volte per qualche pallone perso al centrocampo, tra cui ricordo uno di Jorginho che è solito suo fare così, anche quando giocava al Napoli, perdeva delle palle, ma delle palle che ti facevano girare le palle a centrocampo, da cui scaturivano gol avversari. Ma come sto parlando? Allora, no, stavo un po' prendendo sonno nel secondo tempo, ma comunque ritorniamo alla partita. Gol che sono arrivati tutti nel primo tempo. Il primo di Barella con una bellissima azione di Belotti, bella ascesa di Belotti, la butta in mezzo rasoterra e Barella arriva come un falco dai 16 metri, forse anche di più, e la insacca alle spalle di Barkas, portiere greco, Barkas, come volevo pronunciare. Secondo gol di Lorenzo Insigne, azione a dir poco solitaria, così il suo tiro a giro destro, a giro la butta dove il portiere non arriva, sulla sinistra del portiere. Bel gol di Lorenzigno, anche quello là comunque di Barella e anche quello di Bonucci che chiude praticamente la partita, che arriva con un colpo di testa su un cross di Emerson e da attaccante vero praticamente Bonucci si può dire, anche se è difensore ma si è mosso come un attaccante, un bel gol in sacca di testa. Grecia che poi a mio parere ha tirato i remi in Barkas. No, i remi no, il portiere della Grecia si chiama Barca, se capite, va bene, comunque. Ha tirato un po' troppo i remi in barca, perché? Perché, come ho già detto, Barcas è stato il migliore tra i greci, se non il migliore della partita, che ha fatto 2 o 3 interventi a alto livello, rendendo il risultato meno amaro per la Grecia. Poteva anche finire 5-6-0 questa partita, nessuno avrebbe rubato niente. Forse è stato anche merito dell'Italia, che ha praticamente chiuso un po', ha pressato sul non possesso, ha reso un po' la vita difficile ai greci, diciamo così. Io credo che sì, vabbè, c'era Sirigu a porta, c'è stato qualche intervento, mi sembra su un tiro, Sirigu ha salvato un po' la porta, sì, però diciamo il risultato che non poteva che essere 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, insomma la Grecia, come ho già detto, un po' non è riuscita per merito nostro, un po' perché proprio non ce la fanno, insomma, non è che fa proprio grande testo stasera la Grecia, però ricordiamoci che comunque queste partite con queste squadre medio che hanno avuto anche un passato glorioso, non ci dimentichiamo che la Grecia ha vinto un europeo qualche europeo fa, quando invece noi non vincimmo i tempi proprio gli anni 60. Però come dicevo non fa tanto testo sta partita, però queste partite le perdavamo, le pareggiavamo sullo 0-0, le perdavamo 1-0, all'epoca Ventura, Gigi Di Biagi. Penso che comunque è un'Italia che sta cercando una sua continuità e la sta trovando. 3 partite, 3 vittorie nella qualificazione per gli europei,
Ragazzi, 11 gol fatti, 0 subiti, sono dati di fatto, quindi penso che comunque l'Italia è una delle, se non l'unica, vediamo un po'. No, ci sta anche qualche altra squadra, è una delle tre squadre che non ha ancora subito gol, ma è l'unica squadra che ha la differenza reti più alta senza aver subito gol, ben 11. Dopo c'è anche la Russia che però ne ha subiti 3 e ne ha segnati 14. Eh, Vabbè, come si è messo il girone? Italia a 9 punti, primo posto, Finlandia che segue a 6 e Grecia con Bosnia e Erzegovina a 4. Fanalini di coda Armenia con 3 e Liechtenstein, non ci mai saputo pronunciare, avete capito di chi sto parlando, a 0 punti. Vabbè, come dicevo, comunque, ragazzi, questi sono numeri, però comunque statistica alla mano, per far crescere una nazionale, per avere fiducia, la vittoria aiuta a vincere, le vittorie aiutano a crescere, le vittorie aiutano a vincere, vabbè, è normale, è un dato di fatto, però comunque aiutano a crescere. E queste partite sono partite che anche quando le dominavamo avevamo sempre il problema del gol. Invece stasera abbiamo chiuso la pratica su 3-0. Certo, il secondo tempo è stato un po' monotono, qualche ripartenza, ripeto, della Grecia, ma se c'ho la secchezza delle nauci, un bicchiere d'acqua, un bicchiere d'acqua. Vabbè, mo capigliarò. Come dicevo, c'è stata qualche ripartenza della Grecia perché abbiamo perso noi qualche palla, insomma, qualche stronzata a centrocampo. Insigne ha sbagliato un po' qualche passaggio di troppo, però comunque si è reso pericoloso in più di un'occasione, tra cui quell'occasione là. Coutinho ha fatto per favore non mi pigliava, per favore, boom, in due stomaco. Nello stomaco gliel'hai buttata, carissimo Lorenzo, nello stomaco. Tancelli mezzo e cosci, fanno pallonetto, non lo so, ma... E questa è la fotocopia di quello che è stato il campionato. Pala, stomaco di portiere, o voto per un faccio, non lo so. Lorenzo Insigne gioca un po' a chi coglie, qua diciamo a Napoli. Vabbè, comunque penso che tutti abbiano preso la sufficienza, chi poco più, chi poco meno, ma comunque un'Italia che contro sta Grecia ha dominato. Quindi io sono abbastanza ottimista. Giovani che stanno crescendo nei loro club e stanno anche crescendo in nazionale. Comunque pur non avendo mischiato tanto le carte Mancini stasera ha trovato più o meno un assetto, un equilibrio sui giocatori che hanno giocato quasi tutti i 90 minuti. Poi c'è stato l'ingresso di Bernardeschi, è entrato De Ciglio e Pellegrini. Però comunque pensare comunque abbiamo giocatori comunque che stanno crescendo e sono rimasti comunque in panchina. Dopo l'amara delusione passata, dopo un campionato del mondo al quale non abbiamo partecipato e ci ha lasciato solo osservare le altre squadre, chi più faceva figure in merda, chi più vinceva e giocava bene, ci ha lasciato con quella nostalgia delle notti magiche. A me questo europeo sembra che possiamo essere, non dico i vincitori, non dico i vincitori, ma comunque i protagonisti, con questi giovani e con questi comunque giocatori già affermati. Ragazzi, forza azzurri sempre. L'unica cosa è pazienza, perché comunque ci sono squadre che stanno più avanti di noi sicuramente. La Grecia non fa un testo, non è non fa tanto testo, ma è stato è un esame comunque che abbiamo superato a pieni voti. Questa è la cosa importante. Potevamo pure soffrire tanto in questa partita e vincerla, invece l'abbiamo comunque superato a pieni voti. Intanto la luce mi sta, penso che finirò sto video, ma cosa fa scura? Vabbè ragazzi,
Bacio forte da Anjo Azul, Luigi, qua in Brasile. Sono calate anche le tenebre. Sempre Forza Azzurri, ci vediamo al prossimo video. Seguitemi perché adesso che il campionato è finito cercheremo un po' di parlare di calciomercato e qualche contenuto sia per os brasileiros sia per gli italiani, qualche contenuto anche extra, non ha nulla a che vedere con il mondo del calcio, va bene? Fate i bravi, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice all'insù anche con il vostro naso se state usando il telefono. Ok, ciao ragazzi, e sempre Forza Napoli.